La storia di Fonni è un lungo viaggio. E adesso andiamo avanti con il gruppo folk di Fonni, dove insomma tutto ritorna entro il solco della normalità e delle tradizioni, vero Maria? Certo, come vediamo dalle immagini, ora hanno ripreso di nuovo le maschere, però il costume maschile dell'abito di Fonni è molto particolare, perché indossa una sopravveste senza manica di pelli d'agnello nere, che è aperta sul petto, e il gonnellino di orbacce nero è molto scampanato rispetto ad alcuni gruppi che magari lo hanno più aderente alle gambe. Particolarissimo è l'abito della donna, in cui si ha un grembiule a forma triangolare. Il fazzoletto che portano sul capo può essere bianco oppure marrone a ricami floreali. Molto particolare è la gonna, che presenta una balza con una striscia riccamente ricamata, che riprende comunque la fantasia floreale del grembiule triangolare. Benissimo, adesso direi di lasciare spazio alle interviste di Franco Ferrando. Intanto ti volevo dire che l'organizzatore poco fa non si è avvicinato, li ha fatti scorrere, si è ben guardato dall'avvicinarsi. Salutiamo Alberto Taliani del giornale.it, anche lui qua a visitare la Sardegna fuori stagione, ma una Sardegna bellissima ugualmente. Dire una Sardegna bellissima è dire poco, perché bisognerebbe esagerare, si rischia di essere poco credibili alla fine. Però basta seguire le vostre riprese, questa è una giornata indimenticabile per Sassari, per tutta la Sardegna, una giornata fatta di luce, di colori, di partecipazione di popolo, di rispetto e di valorizzazione delle tradizioni, delle culture dell'isola, di un popolo che ovviamente hanno ricadute importanti nel turismo, e non è un fatto artificiale, perché qua si può partecipare a queste manifestazioni, a questi eventi, sentendosi un po' orgogliosamente sardi. Coinvolgente. Esatto, coinvolgenti. La tradizione dell'accoglienza sarda poi si ritrova in queste giornate e in queste manifestazioni, si ritrova soprattutto e si scopre fuori stagione, quando la Sardegna, soprattutto da primavera in avanti, in questi mesi, dà il meglio di se stessa, come colori, profumi, fioriture. Noi stiamo facendo un giro, tra l'altro, dell'isola fuori stagione, che è stato organizzato non a caso dalla compagnia Tirrenia, per valorizzare e tornare a parlare di nuovo di turismo, al di là dell'offerta classica e tradizionale più conosciuta del mare, che si inquadra un po' anche, da quello che ho capito, in una strategia anche della regione, con il nuovo assessore regionale al turismo Morandi. Ci si prova da tanto, cosa racconterete di questa esperienza, di questa in particolare? Questa è un'isola dell'anima che si racconta proprio attraverso l'espressione più vera della cultura, una cultura che non è luogo comune in questo caso, ma poi si sostanzia in quello che si incontra girando per l'isola, dietro a quello che c'è dietro a questi costumi, di moderno e di antico. È un racconto fatto per collegare questa realtà ad un patrimonio, ad un valore che l'isola ha fortissimo e che sarà importante valorizzare in futuro, che è quello della qualità della vita che si ritrova anche facendo i turisti nell'isola. Franco, io direi che l'interprete è stato spettacolare. Franco, io direi che è stato l'interprete più preciso di quello che è lo slogan della cavalcata. C'è qualcosa di più profondo del nostro mare. Il collega diceva che lei ha, in qualche modo, quello che ha detto lei è riassunto nello slogan, c'è qualcosa di più profondo del nostro mare. Lei lo ha raccontato benissimo con occhi di un non sardo. È sardo? Confesso anche che mi sento un po' isolano, perché le mie vacanze trascorrono fra la Maddalena e l'isola, insomma, quindi gioca in casa. Diciamo che la mia casa nell'isola dell'isola è un bene prezioso. Bene. Non c'è il mare, ma c'è molto altro. Grazie. Grazie davvero al collega del giornale.it, e intanto vi ricordo la diretta streaming sul nostro sito, in diretta direi mondiale, www.videolina.it, per la 65esima edizione della cavalcata sarda. Intanto davanti alle tribune di Piazza d'Italia il gruppo DBT, gruppo folk Sasprennas.
Sì, un gruppo storico molto famoso per le belle ragazze e per il rigore con cui portano gli abiti antichi, coloratissimi e bellissimi. Risettati, colorati. Sì, le gonne sono di orbace nero con un'alta balza a passerie, tutta ricamata a mano. Particolari sono anche i fazzoletti di damasco che portano sulla testa. Prima abbiamo visto sfilare Sacco Bertedda, che è un elemento tipico dei costumi di Bitti più antichi. Bitti è un centro ricchissimo anche di gioielli. Vediamo sfilare tra le mani delle ragazze dei rosari in filigrana molto antichi. Ecco qui la cobertetta Ecco, di cui altra dicevo lavorazione dell'oro tipico in Sardegna, quello della filigrana, no? Certo. Una lavorazione particolare, soprattutto a Bosa, ma un po' in tanti vari centri, insomma, è Ho stata... visto anche senno di prima. Elegante e suggestiva Certo. la presenza delle Amazzoni. Amazzoni di per Bitti. il gruppo di Bitti, cavalli protagonisti Ricordiamo ovviamente alla che cavalcata fine del sarda. passaggio, Ma guardate il gruppo come... folco, ovviamente grande attesa Con che per grazia la cavalcata. comandano il cavallo. ma meraviglioso, uno Il spettacolo. suo ingresso, E adesso siamo oramai al gruppo di Ovodda. Ovodda, nell'abito tradizionale delle donne è caratteristico il corsetto a punta sul seno. In pratica è una ridotta striscia di stoffa che sostiene appunto il seno, nella quale alcuni studiosi intravedono addirittura dei residui delle epoche preistoriche, che ha un significato rivolto a cacciare via le forze oscure, quindi anche il malocchio. Sono molto belle le cuffiette ricamate che portano sotto il velo di tulle. L'abito maschile è caratterizzato da una giacchina rosso scarlatto e da un gilet fatto di pelli. Sì, davvero devo dire, si coniuga bene qua la bellezza dell'abito femminile con quello maschile. Bravo. Abbiamo avuto lo stesso colpo d'occhio perché Sì, perché solitamente è un po' più spento l'abito maschile, insomma, mentre c'è più espressione